cari telespettatori, siamo con Marco Furlan, titolare della Furlan Costruzioni, e parliamo di Casa Zero, ingegnere. Casa Zero per Furlan che cos'è? Buongiorno Elena, buongiorno ai telespettatori. Casa Zero è una casa estremamente ben isolata, quindi partiamo da un involucro molto performante sia d'inverno che d'estate grazie a un particolare tipo di muratura. Noi da 20 anni utilizziamo il sistema Isotex, ha serramenti molto performanti e in termini di serramento invito a investire molto sul vetro, perché un serramento è costituito da un telaio, che sicuramente deve essere un buon telaio, ma è il vetro la parte sostanziale del serramento, quindi ci vuole un buon vetro, dalle buone prestazioni, possibilmente triplo vetro doppia camera. Poi si passa all'impiantistica. Oggi l'impiantistica per eccellenza è costituita da un sistema a pompa di calore ad alta efficienza che sostituisce la caldaia per quello che è il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. La pompa di calore permette dei risparmi e in più permette anche di riscaldare gli ambienti in maniera pulita, perché sfrutta l'energia dell'aria, quindi gratuita e rinnovabile, per riscaldare gli ambienti. C'è però non solo questo, c'è un sistema di ricambio dell'aria. Quando si parla di case molto isolate è fondamentale ricambiare correttamente l'aria, perché dobbiamo pensare a una casa isolata come a un keyway, cioè un qualcosa che trattiene tutto, umidità, sostanze nocive, e quindi bisogna che ci sia un ricambio d'aria, possibilmente appunto con gestione meccanica, non attraverso l'apertura delle finestre, perché aprendo le finestre raffreddo la casa, le apro magari in momenti sbagliati perché sono a casa la sera o la mattina presto, mentre un sistema di ventilazione meccanica mi garantisce un continuo ricambio d'aria, aria sempre fresca e salubre. Ci sono dei filtri? Assolutamente, è aria filtrata, in modo che tratteniamo all'esterno le sostanze nocive e espelliamo all'esterno le sostanze nocive che abbiamo in casa. Importante poi anche la tipologia di riscaldamento. Casa Zero è costituita da un pavimento radiante che rispetto al classico radiatore ha diversi vantaggi. Primo, in termini di consumi. Un sistema a pavimento radiante consuma generalmente un 30% in meno rispetto ai radiatori, perché lavora a bassa temperatura rispetto a un radiatore che ha bisogno di un'acqua a 80 gradi. Secondo, perché si ha un comfort elevatissimo, in quanto ogni ambiente, ogni angolo di casa è riscaldato in maniera uniforme rispetto a tutto il resto della casa, e quindi si ha una sensazione di comfort ad oggi ineguagliabile. E il raffrescamento? Al raffrescamento noi consigliamo e realizziamo il raffrescamento ad aria con split o canalizzato a espansione diretta. Ad oggi è sicuramente il sistema più pratico e il sistema che permette i consumi minori. E dove è possibile il fotovoltaico? Assolutamente, in una casa dotata di pompa di calore è buona cosa avere un impianto fotovoltaico che, grazie alla produzione di energia fotovoltaica pulita e gratuita, andiamo ad alimentare la pompa di calore che mi tiene casa calda in maniera gratuita. Ingegnere Furlan, grazie. Grazie quindi a Furlan Costruzioni, il tutto corredato dalla domotica di cui abbiamo parlato e continueremo ancora a parlare. Buon proseguimento, visitate il sito di Furlan Costruzioni. Arrivederci.